Buongiorno a tutti e ben ritrovate e ritrovati in un nuovo episodio di A Come Puntini Puntini. L'ospite di oggi è Bresat Bresa. Bresat è un ragazzo di 21 anni, studente di scienze politiche, giocatore di pallavolo. L'ho conosciuto da poco, so poco di lui mi ha detto di essere un ragazzo molto curioso e noi lo siamo altrettanto. Quindi buon ascolto, buona visione e sigla! Come Puntini Puntini, un podcast ideato e condotto da Francesco Congio. Ciao caro. Buongiorno. Buongiorno, aspetta che mi sposto, che c'è una macchina che non ho capito cosa deve fare. Bella giornata oggi. Fantastica. piove. Ma è sempre così quando diciamo bella giornata. Ma oggi c'era il sole, bellissimo. Non ho guardato le previsioni, a dire il vero. Aspetta che mi fermo, devi mettere il microfono. Okay. Giubbotto lo tieni, sì? Proprio così sto. Tra un po' fa caldo, toglitelo. Ok. Cioè fa già caldo, che vieni da fuori. Che mi dici? No, tu che mi dici? Sei tu il protagonista oggi. Tutto a posto. Allora, io ti ho presentato. Premesso che io faccio rec e stop, non monto, quindi cerca di non dire niente che sia sfavorevole per te. Quindi o per chi family ti friendly. ascolta. Certo. Bisogna essere un po' family friendly, no? Ma sì, political correct. Ok, anche. vabbè, ci siamo. Family friendly, bellissimo, mi piace anche questo. Ti ho presentato, ho fatto un incipit. Okay. Tu sai di cosa si tratta, lui non ha fatto nessun inbox tag, sei anche qua. Sei soprattutto qua. Ok. Ho detto di te che sei un ragazzo di 21 anni. Sì, Okay. fatti a novembre più o meno. Io sono sordo, sono vecchio e sordo. Fatti a fine novembre. Fatti a fine novembre. Sì, quindi ne ho 21enne. Wow. Mi sento già vecchio, ormai Ma non dire sciamezze. è finita la gioventù. Ma non dire stupidaggini. Parliamo di questi aspetti. Sei studente di scienze politiche? Sì, sono che anno? al terzo anno. Al terzo anno? È l'ultimo anno della triennale e l'anno prossimo, finita la triennale, andrò a fare la magistrale a Roma. Cioè tu a 21 anni appena compiuti hai già finito i 3 anni? Sì. Sembra ieri che ho iniziato l'università. Mamma mia, mi mette ansia sta cosa. No, a me sorprende più che ansia, ti mette ansia. Sì, perché il tempo vola velocissimo, perché era l'altro giorno che i miei genitori da Olbia mi portavano a Cagliari. Tu sei residente a Olbia? Sì, abito a Olbia, però Ok. Sono un fuorisede, abito a Cagliari da 3 anni ormai. Da 3 anni, giù Sì, 2 anni e mezzo, 3 anni. E allora raccontami un po' la tua storia, anche se 21 anni, vabbè, però nasci in che giorno? A novembre? Che giorno? Il 26 novembre 26 novembre. a Durazzo, in Albania. Durazzo, Albania. È una storia un po' complicata perché in realtà i miei genitori erano in crociera e mia mamma doveva partorire un mese dopo, no? Solo che in questo viaggio, niente, le si rompono le acque, dovevamo fare l'itinerario che passava per Albania, Grecia e le isole Eoliche. Ma dai. E succede che niente, destino volle che mia madre ruppe le acque in prossimità Ruppe le acque dell'Albania. nelle acque. Sì, no, in Albania, infatti i miei amici dicono che sono figlio di Poseidone. Wow, Però- giusto, bravo. E in pratica, niente, attraccano d'emergenza a Durazzo. I miei Cioè genitori... per lei proprio? Esatto, perché comunque eravamo là vicino e i miei genitori sono albanesi, qui è nata a Celata di Russe. Bellissimo. E quindi sono nato lì. E mio nonno ha detto a mio padre: senti, gli do io il nome a tuo figlio, e ha aggiunto una T al mio cognome. Infatti il mio nome è Bresat ed è un nome che non esiste. Non esiste? Non esiste, è un nome che non esiste. Ma Perché se questo fatto di aggiungere una lettera è una cosa che si usa? assolutamente no. Ah no, è proprio una fantasia sua di tuo nonno. Cioè ha Mio- deciso tuo nonno il nome tuo. Esatto, mio padre fa, bah, lo chiamiamo Marco. Io ho detto, bah, No. mio nonno fa, Bellissimo. no, Marco lo usano tutti, dai, siamo un po' più originali. Di brutto, originalissimo. Proprio. E quindi niente, mi ha affibbiato questo nome che è uguale al cognome praticamente, cambia solo la lettera. Però, Pazzesco. Senti, hai detto albanesi, quando vi trasferite in Italia o a Olbia? I Direttamente a Olbia? I miei genitori già vivevano in Italia, a Milano,
Ah, ok. Però mio zio aveva un'azienda, aveva bisogno di una mano perché lavora tipo nel Nord Sardegna. Mio padre è andato ad aiutarlo e adesso Cioè, da quando ha iniziato non è più Sì. andato via. a Olbia, sì. E in Ok. pratica niente, io da quando ho qualche mese di vita vivo a Olbia. Quindi da Durazzo, quando sei nato in nave, poi cosa è successo? Poi è successo che ho fatto i primi mesi Siete lì. andati a Milano? No. Sì, Ok. e poi si sono trasferiti proprio in quel momento là. Ah, proprio con te piccolo. Secondo me avevo un anno di vita, poco, E sei poco primo- meno, e siamo andati a E Olbia. sei primogenito tu? Sì, Siete in famiglia quanti? siamo in 4 e un fratello più piccolo. Cioè, scusa, siete due fratelli, volevo Sì, dire sì. in quel senso, no? Boh, di Facevo solito- il conto, sì, dice, siamo in 4, madre, padre e figli, ovviamente, no? Pensavo a quanti ragazzi. Di solito Hai il un fratello più primogenito è quello piccolo. che esce meglio, mettiamola così, no? Perché tuo fratello come è uscito male? È uscito bene, però... Vabbè. Cioè, Io c'è conosco anche tuo l'esperimento. fratello, l'ho conosciuto. L'hai conosciuto? Sì, mamma mia. Non lo giudico, è un ragazzo molto intelligente, molto, però gli ho detto tu devi ascoltare di più e parlare di meno, perché tende a sì. parlare molto, anche perché poi c'è Andrea, che è un nostro amico comune. Andrea, il mio caro amico, ci ha presentato, prima, aiutami, Belul. Belul, però lo chiamiamo Beli. Berul? Sì. Ok, non Però lo mi... chiamiamo Beli come soprannome. Vedi, ok. L'ho conosciuto in spiaggia, quindi mi ha detto niente, che comunque è un ragazzo molto intelligente, molto spumeggiante, molto esuberante in quel senso. Sì. Però Togo, anche lui. No. Mi ha detto no, Brese è più Togo. Non È lo vero. so, non lo so, siamo caratteri molto diversi, Sì. no? Però sì, lui è un po' più... è una macchinetta, no? È una Una cosa che gli macchinetta. piace, inizia a parlarne sempre. Bravo. Legge molto, Sì. ho visto. Mi piace molto leggere. No, però parliamo di te, non di lui, ovviamente. Ma io ho intervistato anche lui. Ma Beh, io quando più che vado a altro- Olbia lo becco. Mm? Quando vado a Olbia, tanto ci dovrò andare. Ah sì, beh, certo. Becco lui. Allora, comunque credo di avergli trasmesso la passione per la filosofia, forse, perché Bravo, esatto, è appassionato di filosofia. legge molto quello, però facevamo sempre discorsi quando eravamo piccoli, parlando di un po' di tutto, no? Aristotele. Ma stai scherzando? A me piaceva E moltissimo. tu quando ti sei avvicinato alla filosofia? Allora, io ho fatto filosofia alle superiori, ma prima di fare le superiori Hai fatto il classico. lo scientifico tradizionale. Quindi c'era Filosofia? sì, un percorso di filosofia abbastanza generale, però approfondivo per conto mio perché era una materia che mi interessavano molto. Però prima di arrivare alle superiori leggevo già qualcosa perché ero appassionato. Leggevo Nietzsche soprattutto perché... Nietzsche. Sì, Wow. perché mi piaceva il fatto che lui dicesse qualcosa che era veramente contraddittorio, ma nella sua Contraddittorietà. esatto, si trova il suo essere. Quando hai difficoltà per una parola, fallo lento. Beh, certo. Dilla lenta e ti esce. Dicevi? E in pratica nella sua contraddittorietà si rivede il suo essere, perché comunque l'essere umano è sempre contraddittorio. Dipendiamo, ci sono spesso momenti di alti, di bassi, momenti in cui siamo più sicuri, momenti in cui bisogna trovare un po' le nostre certezze, e quindi è normale che durante la nostra vita ci siano momenti in cui alterniamo, magari diciamo io devo essere un super uomo, un ubermensch come diceva lui, invece sono un uomo che dipende da una società, un contratto sociale, diceva tante cose che erano contraddittorie tra di loro, però era bello, capito? Tu lo leggevi e dicevi, ok, questa volta intende questo, altre quello. Ma ti sei avvicinato da solo Sì. alla filosofia? Cioè nel senso che poi ti sei messo a studiare, a leggere, hai cercato dei confronti con i tuoi compagni, col professore, l'hai fatto Sì, questo? con la professoressa soprattutto. Come è andata? Bene, perché avevo un modo di esporre che era abbastanza elementare, però dicevo solo i contenuti ma li dicevo male. E lei mi diceva, guarda, tu dici bene le cose, cioè le cose che dici hanno senso, ma devi imparare a usare meglio la dialettica perché è fondamentale, specialmente in ambito lavorativo o in ambito sociale comunque. E quindi ho iniziato a trovare un po' persone che avevano i miei stessi interessi ed era molto bello parlare di cose che non parli tutti i giorni, no? Esatto, e questo succede a che età, in che classe? In terza liceo? In terza? Sì. Quindi avevi 15 15 anni, sì, nemmeno. circa 15-16 anni forse. Cavolo. Però sì. E poi cosa è successo dopo? Come l'hai
se ti sei iscritto in scienze politiche, se tanto ti piaceva la filosofia non hai scelto per esempio lettere moderne oppure una facoltà più umanistica specifica? Allora, secondo me è un discorso un po' particolare perché te esci dalle superiori che fai un percorso piuttosto generale e non hai un indirizzo vero e proprio, e poi a 18 anni dover scegliere quello che farai per il resto della tua vita è una grande responsabilità. E quindi io ho fatto un po' i pro e i contro delle varie facoltà. Ho detto voglio fare qualcosa Quali che hai mi piace. valutato? Ho valutato Oltre a scienze politiche che ingegneria, ingegneria. però nelle materie scientifiche non è che sono fortissimo, però me la cavo. Però non è qualcosa che mi piaceva fare tanto, anche se in realtà la matematica è molto appassionante, perché è come se fosse un rebus oppure un puzzle, inizi a mettere i primi tasselli e poi tutto diventa più chiaro. Ci fermiamo perché con questa pioggia Beh, certo. aspettiamo che cali un po', no? Perché magari sente male l'audio e non riesco a controllarlo. Ok. E poi avevo valutato... Cosa avevo valutato? Forse medicina, però... Medicina? Medicina perché sì, da piccolo ho avuto diversi problemi, andavo all'ospedale e diciamo non mi faceva senso ciò che vedevo, no? Perché ho avuto un Ti intervento. piaceva l'idea di curare le persone? Sì, è bello l'idea di dare una mano, ok? Perché molto spesso, la maggior parte dei lavori, tu fai un compito, svolgi una funzione e questa può essere atta a aiutare un'azienda oppure se sei aperto al pubblico come lavoro, aiuti le persone, però diciamo che è una maniera un po' più diretta di aiutare. È bello anche sotto quel punto di vista. E poi niente, ho detto scienze politiche perché mi ritengo una persona abbastanza diplomatica. Diplomatica? Sì, mi piace trovare un punto di mediazione quando ci sono magari dei conflitti e delle divergenze, mi piace discutere, mi piace parlare con la gente, appunto. Credo sia davvero bello essere capaci di poter cercare di capire le persone, cercare di mettersi nei loro panni. Entrare in empatia, questa è la parola. Sì. Ma scusami, come fai a scegliere una facoltà? Cioè, come fai? Scegli scienze politiche pensando che scienze politiche ti può dare cosa? Scienze politiche era la facoltà che poteva darmi meno sotto il punto di vista lavorativo e pratico. Di meno? Sì, perché diciamo che gli sbocchi lavorativi sono quelli più difficili, perché c'è molta selezione, c'è molta concorrenza e per arrivare dove voglio arrivare, il mio sogno sarebbe diventare ambasciatore. Vuoi diventare ambasciatore? Wow! Per arrivare dove devi arrivare hai bisogno di farti la gavetta e comunque è un percorso che tutti ambiscono a fare, però è molto difficile. Mentre gli altri lavori, cioè le altre facoltà ti danno più possibilità di lavorare subito dopo che finisci il percorso di studi. Però E quindi dopo scienze politiche fai la magistrale, me l'hai detto prima? faccio la magistrale di relazioni internazionali a Roma e poi tenterò il concorso del Ministero degli Esteri. Ok. Caspita, delle idee chiare, Per adesso che non è sì. poco. Per adesso sì, ma magari un giorno mi sveglio e dico no, non è quello che voglio fare. Dici che è così, che funziona così? In questi 3 anni hai mai pensato cambio, non mi piace? Questa idea dell'ambasciatore l'hai avuta dal primo anno, dopo la maturità o Allora, in durante gli studi? realtà da quando mi sono appassionato alla filosofia, Quindi perché da prima, molto da prima. si parlava sempre di dialogo, di discussione, di trovare comunque il punto di contatto, perché spesso ci sono divergenze, no? Ci sono persone che hanno idee differenti tra le loro, che siano idee politiche o di qualsiasi tipo. Però quando tu riesci a mediare, a cercare di comunicare, trovi una chiave importante che aiuta due persone a entrare in empatia tra di loro e andare d'accordo. Quindi è un modo di andare avanti, di evolvere comunque, evolversi. Ma questo aspetto ti è arrivato, come dire, ti si è formato perché ti sei trovato in situazioni difficili? Qual è il motivo? Diciamo che spesso è capitato che ci fossero dei momenti di difficoltà sia a livello familiare che anche a livello amicale, che comunque c'erano amici che erano in difficoltà tra di loro. Cercavo sempre di volerli aiutare, no? Anche magari non erano affari miei in generale, perché capitano, ci sono delle discussioni. Pensa, it's not your business, come si dice in inglese, non erano tuoi affari, vero?
In realtà non mi veniva detto, anche se comunque è un qualcosa che dovrei capire io da solo, però alle persone piaceva che ci fosse la presenza, no? Scusa, un tuono è venuto più vicino. Devo cercare un posto senza più, che sia più riparato, perché c'è molto rumore, perdono. Vai. Quindi ti è capitato di essere in qualche maniera artefice della mediazione fra... Sì, comunque è bella l'idea di poter aiutare due persone a comunque trovare un accordo, perché spesso magari si sbagliano le maniere di espressione di un determinato termine, si va a essere un po' più caldi su un argomento, magari si vede solo il loro punto di vista, perché magari è giusto, è come dire io ho un'idea politica su come funziona la società, vedo tutto in funzione di questa idea, però non riesco a valutare minimamente l'altra idea, perché secondo me sono giusto io, quindi ti intestardisci. Esatto, ma comunque puoi avere anche tutte le buone ragioni per poter dire un qualcosa del genere, solo che ci sono troppi aspetti che non andiamo a contare, no? Perché sono argomenti complessi che vanno semplicemente semplicizzati, nel senso bisogna vederli un po' più dall'alto e dire, bene, è normale che una persona abbia un'idea rispetto a un'altra, dipende dal loro background sociale, da come sono cresciuti, dai loro valori familiari che sono stati trasmessi, e quindi quando tu inizi a valutare tutti quegli aspetti che sono secondari rispetto alla discussione, dici, ok, capisco perché questa persona abbia queste determinate idee. E questo capirlo ti porta ad andare verso la sua parte o rimani nella tua? Cioè mi fai pensare rispetto a quello che dici che in questo modo qui, molto diplomatico, ma rimani delle tue idee oppure ti trovi anche essere disponibile a cambiare le tue idee? Secondo me bisogna sempre essere aperti al cambiamento. In generale bisogna sempre tentare di cercare di fare cose nuove che possono aiutarci a migliorare, però secondo me è utile il momento in cui tu abbracci quelle che sono le idee del tuo avversario, in questo caso, perché così facendo dimostri che c'è la possibilità di poter assimilare alcune idee, e così facendo per osmosi succede la cosa contraria, anche il tuo avversario tra virgolette cerca di capire un po' quali sono i tuoi punti di vista. Cerchi di farlo capire. Esatto. Ma quando ti trovi di fronte a uno un pochettino intransigente? Semplicemente bisogna cercare di capire il modo in cui dirgli le cose, perché siccome le persone sono diverse tra di loro, sarà diverso anche il modo in cui bisognerà dialogare con loro. Cioè, con la maggior parte delle persone c'è bisogno di un modo abbastanza calmo, esplicativo, in cui si semplicizza un po' il tutto, si va proprio al nocciolo della questione. Invece per altri bisogna un po' estremizzare, come dire, si fanno discorsi su, faccio un esempio stupido, il problema attuale credo che sia il flusso di immigrazione non controllato, ok? E ci sono diversi punti di vista a riguardo, però quando mi vengono a dire sono solo loro che fanno casino in Italia, la maggior parte dei crimini viene perpetuato dai magrebini, un esempio stupido, dico sì, guarda, è tutta colpa loro, la maggior parte dei crimini vengono fatti da loro, è vero, al 100% così. Tu estremizzi il concetto così che l'altra persona capisca il ridicolo che sta dietro l'affermazione e poi gli spieghi il motivo, perché è vero, ci sono dei problemi di sicurezza sicuramente, però sono dettati da scelte che abbiamo preso noi. Quindi c'è tutto un percorso che bisogna fare per arrivare a dire è colpa di questo, è colpa di quello, e poi semplicemente bisogna cercare di dare soluzioni. Spesso si discute il problema, ma bene, e non si trovano le soluzioni. Questo si vede nel 99% dei politici di oggi, no? Perché te vedi Matteo Renzi che vede un video di Giorgia Meloni e dice Giorgia Meloni ha detto così, ha sbagliato, ha incrementato i dati, non sono... Bene, giusto, sono d'accordo con te, dammi una soluzione. È una cosa che manca secondo me, perché è facile criticare il lavoro degli altri, per quanto tutti sbagliamo, però cerchiamo di aiutarci, non c'è questa coscienza secondo me di classe, tra virgolette. E senti, come ti poni di fronte al grande... La piattaforma già ti do l'input, ma in questo senso non voglio istruirti, come si dice in tribunale, non voglio istruire il test. Rispetto a luoghi in cui questa dialettica manca totalmente, perché c'è un aggredire unilateralmente, io parlo ovviamente delle piattaforme social dove è facilissimo trovarsi di fronte ai cosiddetti leoni di tastiera che subito devono aggredire. Lì quanto c'è bisogno di una mediazione? O quanto è possibile farla? Che bisogno ce n'è, ovviamente, ma quanto è possibile farla? Diciamo che lì... Ti è mai capitato di trovarti
Allora, evito in generale di rispondere perché, cioè, se vedo un commento che non mi piace, evito di rispondere più che altro perché dipende tutto dalla visibilità che hai. Purtroppo il mondo dei social funziona così, perché tu hai un potere dettato da quante persone ti ascoltano. Il problema attuale è che le persone non ti ascoltano per ciò che dici, ma per come le dici. Perché magari hai un ottimo set di videomaking che riescono a editare bene, il video è presentato bene, parli di una tematica però la tagli il punto centrale, magari non esponi bene la tua teoria, e quindi è facile cadere in queste trappole dialettiche in cui io dico una frase semplicissima che può destare moltissime controversie, e leggi comunque i commenti, quelli un po' più ignorantini, dove si estremizza il concetto, no? Rispondere a queste persone è doveroso, però è inutile perché si iniziano semplicemente delle faide in cui la persona non fa altro che farti arrabbiare, perché il suo intento è quello. E se già l'intento di una persona è farti arrabbiare e non cercare una mediazione, credo che sia un po' inutile. Inutile, totalmente inutile. Sì, anche perché comunque sui social sei protetto, sei anonimo, non sanno chi sei, puoi esporti liberamente e dire ciò che pensi, anche se il tuo pensiero è un po' estremo. Dove pensi che si arriverà? Secondo me è buono che ci siano queste situazioni in cui anche... Molto democratiche? Sì, perché comunque anche l'ignoranza molto spesso porta a consapevolezza, ok? Poi un po' esagerata come affermazione, però è così. Piuttosto che comunque sentire sempre le stesse cose e commentare in maniera abbastanza arbitraria, mettiamola un po' così. Perché il problema principale, secondo me, è il modo in cui ci vengono presentati i contenuti. L'agenda setting, appunto. L'agenda setting. Che è l'agenda setting è l'insieme delle informazioni che, tra virgolette, il sistema vuole che noi i feed, come componi i feed per ciascuno di noi, tu dici? Diciamo che sono i contenuti di cui vogliamo fruire. Esatto, perché il feed lo sai bene che l'algoritmo ti butta addosso le cose che tu cerchi. Esatto, però c'è anche da dire che ci sono momenti in cui siamo bombardati di notizie piuttosto che da altre. Sì. Per esempio, l'anno scorso credo fosse palese che l'argomento principale fosse la guerra israeliano-palestinese. Ok, comunque i conflitti nel Medio Oriente. Vedo che ultimamente non se ne parla molto. Ma non si parla più nemmeno. È finita. La guerra in Ucraina e Russia ancora. Non c'è più. Ma infatti adesso ci stiamo concentrando, da quanto mi pare, sugli Stati Uniti, sui nostri rapporti che si stanno sempre più diplomatici rompendo. Quindi... Ecco, un diplomatico, bravo, adesso non voglio parlare di politica, che non è che non mi piaccia, non lo faccio perché poi non c'è il contraddittorio, questa è una registrazione, è una chiacchierata, non è una live, per cui non possiamo vedere i commenti che possono arrivare, per generare appunto un dibattito. Poi mi viene in mente una cosa, il fatto dal punto di vista diplomatico, secondo te cosa dovrebbe fare la diplomazia rispetto ovviamente a un comportamento molto esagerato riguardo l'Aic, riguardo Trump, ma proprio per pensare te diplomatico, cosa faresti? Semplicissimo. La prima cosa è rompere tutti quelli che sono i rapporti diplomatici con gli Stati Uniti. Perché, che conseguenze avrebbero? Allora, l'hanno già fatto. Trump ha alzato i dazi da poco per noi europei perché noi non vogliamo concedere la Groenlandia, non vogliamo concedere i diritti sulla Groenlandia. Noi abbiamo detto va bene, a noi sta bene, cercheremo altre risorse. Ma noi Italia, dici? No, noi in Europa. Secondo me dovremmo ragionare più in senso federalista. Ma la Danimarca è o non è in Europa? E quindi Groenlandia, siccome è comunque fa parte del regno danese, è teoricamente parte dell'Unione Europea, teoricamente nel senso a livello di rimbalzo. Esatto. Però comunque i diritti sono della Danimarca, quindi non si possono perpetuare quelli che possono essere attacchi o comunque violazioni del diritto internazionale che, come abbiamo già capito, non esiste più. Perché quando Trump attacca il Venezuela, per quali possono essere i buoni motivi, per carità, sta andando contro il diritto internazionale. Magari anche quello. Che non esiste più, l'abbiamo visto da qualche anno ormai. Secondo me la cosa più sensata è semplicemente capire che abbiamo bisogno di unirci, perché l'Unione Europea in sé è prima potenza economica mondiale. Siamo superiori a Stati Uniti, a Cina e a Russia come potenza economica. Stai scherzando? L'Europa? L'Europa. Più della Cina? Sì.
L'Europa unita è prima potenza economica. Per quanto adesso stiamo vivendo momenti di difficoltà perché la Francia sembra stia per fallire, l'Italia... Sta per fallire? Sì, hanno un rapporto deficit del PIL che è a ribasso da anni, non si sono praticamente mai ripresi dal Covid e il problema principale è l'instabilità politica perché cambiano primo ministro ogni 2 mesi praticamente. Perché c'è il presidente che è Macron che deve cercare di dare un equilibrio al Parlamento che è troppo frammentato. E quindi l'instabilità politica non aiuta e bisogna trovare un modo affinché si stabilizzi la situazione economica in Francia. Quindi tornando a come risolveresti questo problema Hitch, detto diplomaticamente, cioè semplicissimo, rompi i rapporti. Esatto, Chiudo. perché diciamo che Trump in questo momento vuole fare la voce grossa. Già l'anno scorso quando ha alzato i dazi all'infinito era un modo per capire quanto potesse tirare la corda. Quanto fosse sopportabile, diciamo. Esatto, intanto tutti quanti, perché in quel momento lì gli Stati Uniti si sono resi conto che manca il settore secondario della manifatturiero, no? Perché la maggior parte dei prodotti vengono importati dalla Cina, degli Stati Uniti. Okay. Il settore principale degli Stati Uniti è quello terziario, però del mercato finanziario, infatti c'è la borsa di New York che è la più forte al mondo. È il lago della bilancia, soprattutto. Però la stragrande maggioranza degli investitori sono cinesi e arabi. Quindi l'obiettivo del Dazi quale poteva essere secondo te? Era quello di reale, non quello, vabbè, poi politico. Era quella di incrementare una politica isolazionista in cui si alzavano i prodotti che venivano dagli Stati Uniti, per esempio l'iPhone o la maggior parte dei prodotti tecnologici degli Stati Uniti perché il loro settore è quello, e i dazi servivano a portare più soldi all'interno dello Stato americano perché comunque se un chilo di banane che proviene da Guatemala prima mi costava $1 al chilo, adesso magari te ne costa 3 per importarlo negli Stati Uniti, lo fai uguale perché è il tuo unico mercato e intanto sui dazi ci fai profitto. Il problema è che negli Stati Uniti che si fa una politica di guerra, la maggior parte degli investimenti sono fatti sull'industria bellica. Quindi secondo te tutta l'Europa dovrebbe essere coesa nei confronti di questa mancanza, chiamiamola di democrazia e comunque di violenza, perché non è solamente mancanza di democrazia. Ho sentito oggi ci sono 13 milioni di immigrati in America. Esatto. Che non sono mica pochi. Cioè si mettono tutti contro e fanno una guerra enorme. Si rischia davvero di fare una guerra civile. Una guerra civile pazzesca. Già quello che sta succedendo con gli agenti dell'ICE è qualcosa di... Ma ho visto dei poliziotti contrari all'ICE, che si stanno schierando anche i poliziotti. Sai perché? L'americano medio non chiama più la polizia. Ha paura che invece dei poliziotti vengano quelli dell'ICE. L'ICE è un apparato paramilitare. Sì, ma di gente politico. Che non sa fare nulla poi, anche mezzo deficienti. Hanno una preparazione base, però agiscono sulla base del niente, perché vengono in macchina, fanno dei controlli. Ho sospetto. Esatto, perché magari sei leggermente più scuro della media, se non sembri americano, no? Oppure sei carnagione un po' più olivastra, dicono sei messicano, probabilmente sei un illegale. Quindi, a parte che da poco è successo lo scandalo di quella ragazza che è stata uccisa con 2 colpi di pistola perché non si è fermata al blocco. Sì. Non è un blocco se non sei un poliziotto e se non dai il tuo codice identificativo, perché hai bisogno di sapere chi mi sta fermando, ovviamente, perché l'ICE sta perpetrando quelli che sono Ma questo era un blocco dei sequestri, sì. Infatti la signora non si è fermata perché aveva paura che la volessero rapire, come sta succedendo appunto in Minnesota. E niente, è partita per andare via e sembrava stesse per mettere sotto un agente dell'ICE, non è vero, si vede dai video che non è così, e l'agente le ha sparato 2 colpi ed è morto. Mamma mia. È incredibile. Situazione pesantissima, pesantissima. Infatti io non capisco perché esista ancora questo apparato qua. Vabbè, finché lui lo vuole. La polizia americana comunque è molto efficiente, tra virgolette, per quanti possono essere i numerosi problemi che si creano in uno stato in cui è legale mantenere una pistola, non lo so. Vabbè, anche hanno ammazzato un ragazzo proprio ieri, hai visto? Quello
che aveva il cellulare, poi non so sì. se avesse almeno una pistola, ma ci sono 2 di questi episodi che sono successi in questo weekend molto molto pesanti. Vabbè, alleggeriamoci, Sì, poco esatto. poco, alleggeriamoci. Ascolta, di tutti questi argomenti, adesso mi viene in mente una cosa, te la propongo. Ti chiamo quando ho bisogno di di un quadro generale, perché hai tirato fuori un sacco di elementi che vorrei anche approfondire, perché Ok. comunque con un ragazzo di 21 anni non me l'è ancora capitato, appena compiuti, questo è un po' incredibile. Anche se ho letto una cosa proprio l'altro giorno, te la volevo proporre. Ho letto un fatto che ovviamente viene come dire, l'ho desunto da una lettura, non dico spirituale, però che parlava chiamiamola sociologia, ma non era propriamente questa, che diciamo la mente, la coscienza, lo spirito, la consapevolezza si forma nei ragazzi tra i 16 e i 25 anni. Ok. Quindi questo è un range molto importante per la vita di ciascuno, affinché si possa in qualche maniera rendere indipendente dal giudizio, dal volere genitoriale, familiare, sociale, Okay. cioè una vera e propria coscienza del sé, di quello che uno realmente vuole essere, vuole fare. A te a 16 anni cosa è successo? Tra i 16 e i 21, perché non sei ancora 25enne, però tra i 16 e i 21 ci sono delle situazioni, come dire, che ti vengono in mente importanti, particolari, che ti hanno permesso di essere come sei, Secondo o di me- quello che vuoi diventare, ancora meglio. Secondo me, a livello personale, non lo so, perché comunque ho vissuto una vita abbastanza normale, senza situazioni troppo particolari, a parte comunque litigi in famiglia o litigi tra amici che possono succedere. A parte litigi in famiglia o litigi amichevoli che possono succedere, ok? Beh, quelli che succedono, tu comunque avrai commesso comportamenti, Sì, certo. come dire, affini a essere un sedicenne. Ma dico, i tuoi genitori, per esempio, condividono le tue idee, o non le tue idee, le tue idee dal punto di vista professionale, cioè non ne condividono, perché non devono condividere, ti lasciano libero in tal senso? Diciamo che Se lo puoi dire. mi danno molta libertà sotto questo punto di vista, anche perché a casa mia la maggior parte delle cose a livello burocratico, mettiamolo così, le faccio io. Perché i miei genitori, siccome non hanno avuto una grande istruzione, perché per motivi diversi hanno dovuto lavorare da quando erano piccoli. Quindi non hanno studiato? Esatto, Nessuno dei due? esatto. Ah, E quindi per la maggior parte delle cose io e mio fratello diamo una mano a loro. bello. E da quando sono piccolo ho avuto questa responsabilità, tra virgolette, di Te dover... la sei presa o te l'hanno data? Me la sono presa alla fine, Te la sei perché presa. comunque vedere i tuoi genitori che sono in difficoltà per determinate cose e Compilare documenti, cose sì, banalmente anche solo quello, oppure andare a fare un documento piuttosto che un altro, richiedere dei permessi per una miriade di cose. Tu ti sei accorto che c'era bisogno e ti sei attivato. Esatto, Bravo. anche perché comunque si sono trovati a usare anche loro i social, il modo in cui funzionava l'apparato mediale delle pubbliche amministrazioni, no? Ah, Che non è facilissimo no, effettivamente. per niente. Oggi un 65-70 anni, per dirne una, perché anche un 60enne ha grosse difficoltà di sopravvivenza. Soprattutto perché... Solo per lo speed, ne tiro fuori uno. Anche perché l'assistenza adesso è sempre più tecnica, con delle chat virtuali, Bravissimo. mentre prima potevi C'era un chiamare... interlocutore umano. Esatto, che comunque in maniera abbastanza calma ti spiegava un po' cosa dovevi fare alla fine, no? E quindi manca un po' quell'aspetto lì. L'umanizzazione. Sì, si dei cerca di rapporti. creare uno standard di risoluzione dei problemi che non è adatto a tutti, effettivamente. E quindi ti attivi sotto quel punto di vista. Ma secondo me il problema principale, sai qual è? Che ci troviamo in una generazione diversa, in un'epoca diversa, tra virgolette, no? Epoca. In cui se prima le certezze erano quelle del lavoro, quella della religione, tra virgolette, ok? Perché da 50-100 anni a questa parte ci troviamo sempre di più a avere sempre più scelta dal punto di vista religioso e molti di noi scelgono di essere laici o atei in questo senso. Secondo Tu me sei abbiamo... laico? Sì.
Non lo immaginavo, vabbè. Diciamo che ripongo più fiducia nella scienza che nella religione, ma questa è... E i tuoi genitori sono? Sono religiosi, sono cristiani cattolici. No. Molto religiosi? No, Normale. diciamo che credono, ma... Quanti anni hanno i tuoi genitori? Sono giovani? Mia mamma ha 45 45. anni e papà ne ha 50. Wow! Sì, ma... Sono più vecchio di loro. No, sono abbastanza giovani, solo che per certi aspetti il modo in cui sono cresciuti, diciamo che li ha portati a essere un po' indietro su determinate dinamiche. Mhm. E quindi comunque io e mio fratello cerchiamo di aiutarli sempre per quanto possibile. Cerchiamo di aiutarli per quanto possibile su Bello. queste Anche dinamiche. tuo fratello? Tutti e due? Sì, diciamo che mio fratello, anche lui chiede spesso a me, no? Sono tipo il consulente Il punto della di famiglia. riferimento. Mamma mia. Come ti senti rispetto a questo? È un peso, un vantaggio? Ti piace farlo? Oppure come lo fai? Dipende dal momento Ne perché... approfitti? Sì, più che altro perché gioco a pallavolo, quindi ho allenamenti, a volte studio tutto il giorno, a volte impegni vari, però cerco sempre di togliermi quel momento per dare una mano. Ah, bravo. Perché è fondamentale, nel senso, loro mi hanno fatto crescere, sono quello che sono grazie a loro, quindi è il minimo che posso fare, letteralmente. Bello, molto bello. Però secondo me sai qual è il problema? Che ci mancano dei riferimenti Cioè? alla nostra generazione. Dimmi. Perché i social, per esempio, sono una fonte di ispirazione spesso, perché si vedono video che sono motivazionali, video invece che poi distruggono la nostra autostima, magari di come gira un po' il mondo. Dovessimo parlare di geopolitica tutto il giorno saremmo tristi, perché vedremo delle azioni che sono davvero orribili, che vanno contro appunto il sistema internazionale. Si vedono i grandi bulli che fanno quello che vogliono con le piccole nazioni. Quindi ci troviamo in un momento storico in cui tutti quanti abbiamo bisogno di trovare la nostra vocazione. Perché molto spesso c'è questo trend, no? Queste mode che entrano dentro la nostra vita e noi le proviamo. Siamo in un momento in cui proviamo un po' tutto. Ad esempio, qualche anno fa andava di moda, anche adesso, però diciamo che è andata di moda la palestra in generale. La palestra come strumento di, i romani direbbero, stoicismo. Di stoicismo. Sì, perché un vero stoico è un uomo, o anche una donna in questo caso, che supera i propri problemi da solo e che deve essere forte abbastanza da poter sopravvivere in una società che è crudele, tra virgolette. E quindi la palestra è vista come... palestra di vita. Proprio. Esatto, perché poi iniziavano i TikTok, i reel di Instagram solo sulla palestra, i meme riguardo a quello, quindi diventava un punto di riferimento per una determinata comunità sociale. Così si sta facendo da qualche anno a questa parte, perché è pieno di contenuti diversi, è pieno di strumenti e di direzioni diverse ed è difficile sceglierne una. Bisogna cercare di capire quello che ci piace di più, però è difficile anche essere introspettivi dal momento in cui, usando il telefono, si perdono anche quei banali momenti di noia. Che servono tantissimo. Sì, non sono banali. Molto spesso quando c'è un momento di silenzio si guarda il telefono, si mette musica. Bravo. Quindi si copre il silenzio, si coprono quei momenti di riflessione perché spesso si ha paura di ascoltare i nostri pensieri. Banalmente quando ti annoi si fanno pensieri sul futuro o su te stesso. È importante la noia secondo te? Molto. Che bravo che sei, ti adoro. Io mi sono annoiato un casino da piccolo, da bambino, e ho scoperto quanto mi è stata utile la noia. La noia genera creatività, genera una risposta alla situazione. Io mi ricordo giornate interminabili, che non passavano mai, erano lunghissime, perché proprio non sapevo cosa fare. Piano piano questo mood, chiamiamolo così, mi ha spinto a imparare a fare cose. E lì piano piano ho trovato non una, tante vocazioni. Purtroppo mio difetto, lo dico, che ne avevo troppe, cioè non ero canalizzato in una, quindi ecco, magari anche per te c'hai molti interessi, però devi anche scegliere nella giornata di cosa occuparti, no? Esatto. Se no ti perdi. Però siccome sei il candidato ideale, io ho un grosso problema nell'affrontare l'argomento, per esempio lavoro, Okay. e non solo
dal punto di vista ovviamente coi giovani, e mi interesserebbe sapere bene cosa pensi tu, che idea ti sei fatta rispetto al rapporto giovani-lavoro, proprio nel senso anche più pragmatico, più legato alle opportunità che potrebbero esserci e come vengono accolte o non accolte dai ragazzi. Allora, io faccio il mio esempio perché ho lavorato da quando ho 15-16 anni. Ah, tu lavori? D'estate lavoravo, sia come bagnino che come cameriere. Giusto. E... Hai sempre lavorato d'estate? Sì, sempre lavorato d'estate. D'inverno no? D'inverno no, perché comunque d'inverno studi, lavori d'estate quando è quel momento libero. E anche perché d'inverno c'è anche la pallavolo, quindi verrebbe un po' difficile, perché è una mia passione e vorrei continuare a coltivarlo. Giochi tuttora a pallavolo? Sì, eravamo vicino al 10° tra l'altro adesso, ed è dove gioco io. Ah, ok. Sì, secondo me c'è un rapporto un po' particolare tra noi giovani e il lavoro, e il discorso è che bisogna avere l'umiltà di iniziare a lavorare senza pretendere da subito. Serve imparare un lavoro subito, sin da piccoli, sin da giovani? Cioè imparare a fare qualcosa? Secondo me è utilissimo perché inizi a capire come funziona la vita reale, perché noi sfruttiamo dei servizi ma non capiamo cosa c'è dietro, non sappiamo cosa vuol dire lavorare effettivamente e non si capiscono i sacrifici di una persona che lavora. Bravo. Però c'è anche da dire che se da un punto di vista... Mamma, scusate un attimo. Se da un punto di vista non bisogna pretendere subito quando lavori perché hai bisogno di creare la tua esperienza, non dico devi avere tanta esperienza, ma la devi creare, devi avere la volontà di farlo, d'altro canto non si può nemmeno lavorare con stipendi da fame. Io sono pro per esempio allo stipendio minimo, sì. Comunque con i determinati aiuti statali, però comunque bisogna incentivare le persone a lavorare, ok? Senza comunque esagerare, senza andare oltre, sempre trovare il compromesso. Questa è la tua parola sì, perché bisogna essere in un momento in cui si capiscono entrambe le parti. Esatto, non bisogna mai cercare di dare valore solo a una direzione, bisogna sempre venirsi incontro, se no non c'è il superamento, l'evoluzione. E quindi sì, secondo me è utile imparare a confrontarti con persone anche più grandi di te, perché quando lavori con persone più grandi di solito, che hanno esperienza di vita e che hanno un modo di fare che è diverso dal tuo, quindi ti rapporti con una persona che è di un'età diversa dalla tua ed è utilissimo secondo me, perché capisci cosa vuol dire avere altri valori, perché si dà per scontato alle volte il Matrix, no? Che tu sei il soggetto principale del tuo mondo e che tutti gli altri sono frutto della tua coscienza, invece non è così, il mondo è composto da tante personalità, tante individualità che ci rappresentano. E quindi è utile cercare di rapportarsi a questo tipo di situazioni, ma anche, esempio, un lavoro brutto, vieni sfruttato, è comunque un'esperienza dove tu capisci che devi mettere davanti le tue priorità, oppure trovi un lavoro in cui ti trovi bene, fai dei sacrifici personali in favore del tuo datore di lavoro, magari se ne rendo conto e crea non solo un rapporto di datore di lavoro e dipendente, ma anche di amicizia. Infatti Andrea, che è il nostro amico in comune, siamo amici anche per il fatto che comunque Andrea è sempre stato molto cordiale nei miei confronti, io pure. C'è un rapporto non solo di rispetto lavorativo ma anche di rispetto personale. Quindi secondo me è un'ottima base il lavoro in generale, serve tanto, anche perché poi dal lavoro capisci quello che vuoi fare nella vita. Perché quando passi tutto il giorno a fare il bagnino in una piscina, in cui magari non c'è nessuno, non c'è poi leggi, fai qua, Cosa facevi? Facevi il bagnino in piscina, giusto? Sì, questi ultimi anni sì. In queste 6 ore e 40 cosa facevi? Mamma mia. Leggevi molto? Leggevo tanto, guardavo, la piscina ovviamente perché si spera che nessuno affoghi. Esatto. E cercavo sempre di instaurare un rapporto di comunicazione con chiunque, cercavo di parlare con tutti, mi interessava sapere come girasse la vita delle persone che avevo a fianco. Quanta gente hai conosciuto? Tanta. La cosa bella è che la maggior parte di queste persone mi scrive tuttora, mi chiede come sta, ci si fa gli auguri per le festività. Che bello. Infatti, è importante la relazione per te. È fondamentale perché ti attiva come persona anche a livello cerebrale, perché quel confronto, parlare di determinate dinamiche, essere aperto a dire diverse dalla tua, secondo me è fondamentale.
davvero incredibile. Da quanto tempo fai il bagnino? 3 anni. 3 anni. Ah, 3 anni. Circa 3 anni, se non erro, sì. E cerchi di farlo ogni estate? Sì, quest'anno non so se riuscirò a rifarlo, vediamo un po', dipende comunque dalle situazioni che ci sono, perché secondo me bisogna sfruttare le occasioni che ti si presentano. Certo. E quindi sì, se serve dare una mano farò il bagnino, se no se troverò altro bene. Comunque sono sempre aperto a nuove dinamiche. Quando finisci il terzo anno? Il terzo anno dovrei finirlo Quest'estate? dopo l'estate, a fine dicembre. Perché fine comunque dicembre. sì, perché lavorando d'estate non ho la possibilità di effettuare la sessione estiva. Ah, ok. E quindi devo reiterarla a dicembre, mettiamola così. Perdonami, quindi tornando al discorso dei ragazzi, io quello che a volte ho detto nelle varie interviste che ho fatto è proprio riferito all'approccio, da un lato l'approccio nella volontà e la disponibilità ai lavori più umili, che da un lato insegnano il significato del lavoro, ma magari aprono anche a occasioni di apprendimento che ti può permettere anche di trovare la tua vocazione, perché la difficoltà è questa. Io vedo molti ragazzi che non sanno minimamente cosa vogliono fare, qual è la loro intenzione, qual è la loro direzione, obiettivo per il quale investire oggi. Ok. Questo un po' lo vedo mancare in tanti. C'è da un lato moltissima tristezza, non tristezza, vorrei dire quando uno lascia andare le cose. Pigrizia forse? Non solo pigrizia, non avere aspettative, non so come dirlo in altro modo, e quindi questo fatto, come vedi tu i tuoi coetanei, come si sentono? A te ti vedo molto bene, cioè ovviamente è palese che abbia le idee abbastanza chiare, o comunque sei anche aperto ai cambiamenti. Sì. Secondo me tu se un giorno vedi che ciò che vorresti fare non ti piace più, sei capace anche di cambiare idea? Sei disponibile a farlo, no? Probabilmente sì, dipende. No, sei molto aperto, quindi hai grosse possibilità di fare quello che ti interessa fare, che se oggi hai raggiunto gli obiettivi perché hai molta determinazione. Ma come vedi i tuoi coetanei rispetto a questi problemi? Secondo me lavorare è fondamentale, anche perché... Quindi tu consigli, fate qualsiasi lavoro per Sì. incominciare a capire. Anche banalmente perché avere una routine in cui hai una responsabilità. Cosa vuol dire? Questa domanda te la devo fare. Cosa significa? Ti do un gancio, come dicono in termini tecnici. Tanta vita addosso, mi ricordo benissimo una frase tipica dei politici, no? Ok. Quando dicono quando qualcosa non va bene, o quando un politico incomincia fa qualcosa di strano, l'altro, la controparte, usa sempre una frase: dovranno assumersene le responsabilità. Mi spieghi secondo te cosa significa assunzione di responsabilità? Non è facile. Un argomento particolare questo. Sì, Però secondo me perché l'hai usata anche tu come parola. responsabilità... Cosa vuol dire? No, cosa vuol dire non tanto responsabilità, assumersene la responsabilità. È più... Secondo me è semplicemente il fatto di prendere parte a un impegno. Assumersi responsabilità vuol dire: io do la mia parola, io farò questo. Perlomeno ci proverò. È un obbligo morale che tu hai nei tuoi confronti, più che nei confronti delle altre persone. È un qualcosa che a te avvicina alla società, tra virgolette, perché se ragioniamo in termini di contratto sociale, siamo noi che lavoriamo per il bene dello Stato, giusto? Dovrebbe funzionare così. Assumersi responsabilità di un qualsiasi cosa vuol dire che io mi prendo le colpe, o in questo caso le gioie, di una mia azione. Oneri e onori. Esatto. E gli oneri cosa sono? Gli onori è facile. Gli oneri Sei sono... stato bravo, se invece va male? Gli oneri invece sono quella presa di posizione che le cose vadano male, in questo senso, utile a dire: io sono questo, io ho sbagliato, io me ne prendo le responsabilità, me ne prendo le colpe in questo punto. Quindi Che ne so, faccio un passo indietro, pago per i miei errori. sì, Quali sono i modi di assumersi una responsabilità? far capire che l'impegno
cioè, la presa di impegno c'è stata e che i risultati sono stati negativi semplicemente, perché sono cose che possono capitare, situazioni che possono succedere, perché nulla è certo nella nostra vita, però la capacità di poter dire ho sbagliato è un qualcosa che dà un senso di superiorità reale e morale, perché ti rende una persona consapevole di ciò che sei e di ciò che hai fatto. Molto spesso si tende sempre a fare scaricabarile. Non è colpa mia, è colpa sua, è colpa loro, fanno questo, devono fare quello. Però quando nel momento in cui tu prendi gli oneri di una determinata situazione, cerchi anche subito quale può essere un'altra via per uscirne, una soluzione, perché dal momento in cui ti prendi tu la colpa e non bisogna cercare più il colpevole, bisogna cercare di capire cosa non è andato bene, quindi una visione un po' più pragmatica del sistema. E quindi da quel momento lì dici ok, ho sbagliato, la soluzione doveva essere il problema questa. è non dire ho sbagliato, cioè proprio non arrivare al punto in cui si dice ho sbagliato. Sembra quasi che quello che è successo appunto non è colpa mia, non è successo niente, state ingigantendo il problema, ma di cosa state parlando? Mi viene molto dal punto di vista politico, no? Che succedono i macelli, le cose più assurde, non hanno il coraggio, no? Il coraggio, io dico, hanno la faccia come il puntini, che di fronte all'evidenza di ciò che hanno combinato non è successo nulla, non l'ho mai detto, 10.000 registrazioni che l'hanno detto, non l'ho mai fatto, 10.000 prove che l'hanno fatto. In altri paesi un po' più evoluti basta aver spostato la virgola e si dimettono, no? Nel nostro caso non succede questo. Però, lasciando perdere l'aspetto politico, volevo proprio capire con te quando un ragazzo capisce, in che maniera può capirlo che è sua responsabilità qualcosa, l'impegno, studiare per crescere, lavorare subito per capire, cioè non è che manca questo senso di responsabilità? Manca semplicemente l'obiettivo, perché dal momento in cui tu non hai un obiettivo ma hai un dovere, il dovere può anche essere procrastinato, ma dal momento in cui tu hai un obiettivo e quell'obiettivo deve essere raggiunto, la responsabilità diventa più pesante da un punto di vista personale, perché più importante. Esatto, perché non è come dire che sia un fardello, ma è un qualcosa a cui pensi spesso, perché dato il traguardo che devi raggiungere, devi anche capire che ci sono delle conseguenze e ci sono anche dei sacrifici che devi fare per arrivare a questo risultato. Se il risultato non lo vuoi ottenere o non lo hai chiaro, è facile dire non è colpa mia, non è la mia responsabilità. Ecco. Poi per quanto riguarda il discorso politico, è tutta una cosa che mi disturba da morire, è il fatto che è tutto incentrato sulla reputazione. È tutto quanto incentrato sulla reputazione, perché per quanto puoi avere una reputazione davvero scarsa, che può essere, esempio, quella di Matteo Salvini, credo sia il politico più... vabbè, non voglio commentarlo perché comunque lui è un professionista, tra virgolette, però è molto... non so che termine usare per Matteo Salvini, perché mi mette molto in difficoltà. Ma un termine buono o cattivo? Oh, molto cattivo. Ah, molto cattivo. Particolare. Ok. Il discorso è, sì, è tutto incentrato sulla reputazione, perché ho sbagliato è peggio di dire no, non è colpa mia, è un modo di vedere le cose. Cambi il punto di vista, no? Cambi proprio il fondo, perché è facile dire guarda, loro la pensano così, però dire ho sbagliato, che è un qualcosa di oggettivo, è un segno di maturità, perché sei anche più umano, cioè dimostri che sei una persona che può sbagliare e che si prende responsabilità degli errori che fa, e quindi sei una persona anche più affidabile. È una cosa troppo difficile da capire, secondo me, adesso, per un politico. Ci vorrebbe un'altra puntata per parlare della politica. Ma io guarda, sono molto fiducioso nei confronti del cambio generazionale. Ecco, questo per esempio, io non vedo molti ragazzi impegnati in politica. Guarda, la società attuale, l'ho detto da poco, non mi ricordo con chi, purtroppo mi sento, come dire, responsabile del fatto che oggi chiamiamola classe dirigente, politica, economica, è fatta di miei coetanei o che hanno 10 anni in meno, grosso modo, no? 50-60, stanno adesso in qualche maniera tirando i fili
Io personalmente non mi sono impegnato quasi nulla da questo punto di vista, ho incominciato a disattendere le elezioni, sì, ho votato quasi sempre, ma con molta, tappandomi il naso quasi, Ok. no, come si dice. Non ci siamo impegnati molto, benché siamo stati una generazione che è scesa in piazza, che ha fatto manifestazioni, scioperi, però poi piano piano ci siamo un po' disaffezionati e ci troviamo oggi governati a mio parere, da dei minus abens che erano i miei coetanei. Adesso io non vedo grande, tu vedi impegno politico da parte dei tuoi coetanei o dei tuoi cugini maggiori, diciamo dei trentenni? È un impegno pigro, Pigro? perché deriva dai social, semplicemente quello. Se prima la difficoltà era nel fatto di scendere in piazza e dimostrare quelli che sono i tuoi problemi, adesso lo si può fare con un video sui social, è molto più facile, tra virgolette, oppure con un Ma referendum. serve quello secondo te? Secondo me sì, perché accendi un dibattito, perché è molto più facile commentare su un video visto su TikTok piuttosto che scendere in piazza, creare una manifestazione organizzata bene. Quindi vanno usati strumenti nuovi. Esatto, è pigra perché lo puoi fare seduto sul divano, semplicemente. Esatto. Però è positivo perché alcune situazioni vengono criticate e sono oggetto di discussione. Negativo perché la lente di ingrandimento si ferma solo su determinati argomenti, premiati da quello che è La viralità, nel esatto, caso. la viralità. È un pro e contro, però siccome la scala valoriale è diversa. Adesso si sta creando una sorta di scala standard di valori dove si inizia a capire cosa è giusto e sbagliato, e anche lì è super personale come cosa, però la nostra società sta cercando di fare quello. E quindi secondo me non c'è il rischio di incombere in una sorta di autoritarismo, lo spero perché la nostra è una fantastica Costituzione, però dico che secondo me andremo ad amalgamarci sotto il punto di vista dei valori, ma a diversificarci sul punto di vista delle priorità. Esempio, la destra dà priorità all'aspetto economico, mentre la sinistra a quello dei diritti umani. Secondo me si arriverà sempre di più si andranno a estremizzare questi due concetti, ma si andrà ad amalgamare quello che è la scala di valori delle persone. Quindi sono molto propositivo per adesso, poi vedremo. Sei ottimista? Perché se non sei ottimista adesso... Ecco, un altro aspetto è il pessimismo. Qualcuno mi ha detto siamo molto pessimisti, vediamo poca possibilità nel nostro futuro, Ecco, non lo so se qualcuno mi ha detto, per esempio, qualcuna mi ha detto che secondo lei il grosso problema dei giovani in questo caso è legato all'avere tutto da parte, ricevere troppo dai genitori, troppa facilità, troppa poca difficoltà ad ottenere, troppa disponibilità a risolvere i problemi ai figli, e quindi una crescita diciamo poco responsabile, poco matura e senza obiettivi, perché avendo tutto di niente ho bisogno. Qualcuno mi ha detto anche, mi ha parlato anche di questi aspetti qua. Tu hai avuto tanto? Allora, io ho avuto il giusto, perché se c'era qualcosa non mi veniva mai fatto mancare dai miei genitori. Però ti sei sentito accudito in quel senso? Sì, diciamo che giusto. non mi è mai mancato niente del necessario. Di fondamentale. Esatto. Ma tu l'hai capito probabilmente. Però secondo me capisco i genitori che magari avendo vissuto situazioni familiari un po' più rigide non vogliono che le medesime situazioni si ripercuotano sui figli, quindi vogliono che i figli crescano in un ambiente sano e tranquillo, e sono super positivo a questo punto di vista. Infatti cambiano anche i vecchi pattern, per esempio prima se vedevi papà con la cintura avevi paura che papà ti risquacciasse, adesso per esempio vedi un bambino che vedi papà con la cintura e lo usa come altalena, ad esempio, e non ha più paura. È positivo sotto questo punto di vista. Negativo è il fatto che sì, si dia adito troppo a quelle che sono le volontà dei bambini, non c'è più il devi meritartelo, non c'è più l'attesa, non c'è più il fatto di dare un telefono, un iPhone 15 ad esempio a un bambino di 12 anni a 10 anni, secondo me è eccessivo. Oppure a che età dovrebbero averlo in mano i bambini secondo te? Allora, secondo me dai 13 ai 14 anni è l'età perfetta, però prima è estremamente pericoloso.
Anche Mai? Nessun tipo di dispositivo elettronico? iPad? forse un Nokia indistruttibile che ha solo il numero per No, chiamare. no, anche iPad, sto parlando di computer, quando devono avvicinarsi a quel mondo, secondo te? Anche per quanto riguarda il computer e iPad, perché adesso se un bambino 13-14 dici? Sì, sempre. Qualsiasi dispositivo. Forse con i dovuti orari, con la dovuta calma, anche prima, però con la supervisione dei genitori. Con la quantità anche di tempo. Sì, non si può lasciare un iPad a un bambino perché piange e si guarda i cartoni o quello che vuoi, TikTok tutto il giorno. Ma io ne ho parlato in un'altra intervista, un bambino di 2 anni, ha avuto 1 anno e mezzo, 2 anni, No. scrollava. Cioè con questo ditino che era già, mi ha messo veramente una tristezza, perché lo vedevo proprio, e poi gli ha parlato via, cioè proprio un'ipnosi, ecco, era ipnotizzato, era posseduto completamente. Io non lo so come sarà fra 10, 20, 30 anni se continuiamo così, perché poi il problema non è solamente vostro, ma di voi genitori. Cioè voi diventerete genitori fra 20 anni, 10 anni, non lo so, e avrete questo problema al contrario. Sì, ma lo vediamo già adesso. Ci sono le generazioni che hanno iniziato a usare il telefono e le generazioni che ci sono nate. Sì. Però coloro che hanno l'età di mio fratello, quindi di generazione 2007 in Quanti giù, anni ha tuo fratello? mio fratello ha fatto 18 anni. 18. Voi il telefono quando l'avete avuto in mano? A 13 anni appunto. A 16? 13. 13? 13 anni con dei limiti di orario, tipo Ok. 2 ore al giorno potevamo usarlo alla fine. Ed era necessario E solo per lui le ha avuto lo comunicazioni. stesso... tu a 13 mi hai detto? Io a 13, lui forse a 11. A 11? Però lui era molto più controllato da papà, giustamente. Ah. E... Sì, secondo me dipende perché comunque si perdono quelli che possono essere, come ho detto prima, i traguardi, ma anche banalmente l'attenzione. Si ha un problema dell'attenzione che è davvero grave, secondo me, attualmente. Si tende spesso sempre di più a procrastinare. Se non c'è per esempio, c'era un periodo della mia vita in cui abusavo di TikTok, forse questo 3-4 anni fa. Abusavi? Sì, perché Eri consapevole? Sì, lo usavo tutto il giorno, poi guardavo il tempo di utilizzo, vedevo 4-5 ore al giorno su Mamma TikTok. mia, è moltissimo. E dicevo, ma questo tempo... Non te ne sei manco reso conto? No, cioè finiva la giornata e dicevo, ah, È ipnotico. sì, e poi dicevi, ma in queste 5 ore, cioè, cosa ho imparato in queste 5 ore? Niente. Cosa mi è servito? Hai avuto scariche di dopamina, quello è il problema. Sì, e poi ero stanco Eri per stanco. aver usato i social, è cosa... Paradossale. Esatto, quindi secondo me si rischia di essere sempre meno concentrati sulle piccole cose. Adesso per esempio... Cosa fai adesso per non essere... Cioè tu hai detto 3-4 anni fa eri così, Esatto. poi hai deciso di cambiare? Routine, Mm? routine, la cosa più importante è quella, avere una routine ben programmata, avere degli obiettivi o comunque delle cose che sai che devi fare, perché è facile rimandare la lezione che non hai voglia di fare, lo studio lo puoi fare sempre dopo, non ho voglia di fare questo, uso TikTok, cioè dipende dalle tue priorità, e se capisci che il tempo è una tua priorità e che non torna più indietro, dici ok, Il tempo è scarso, è quello Esatto. che è, non è che cambia. Sì, perché il tempo vola e non torna indietro, quindi devi capire semplicemente che è come se fosse una dipendenza. Questa dipendenza va combattuta piano piano. Comunque non è che si fa da 0 a 100 in un giorno, però piano piano inizi sempre di più a limitare l'orario di uso, inizi a scoprire altre funzionalità del telefono che sono un po' più utili magari. Magari. E quindi niente, è tutto da come imposti le tue priorità. Per me era un qualcosa di estremamente grave, perché non ero stato abituato così e quindi mi sentivo in colpa con me stesso. Bello. E il senso di colpa ha iniziato il È il miglioramento. sesto senso, no? Sì. Udito, vista, tatto, gusto. Quanti sono i sensi? Sono 5. Vista. Vista forse. Vista. E poi il sesto è il senso di colpa, che è il peggiore. Sì. È il peggiore. Fondamentale. Fondamentale. Ci vuole anche lui. Per forza, se no saremo delle macchine, degli automi. Abbiamo fatto un'ora. Ehi, Ehi, e cosa faccio io dopo un'ora?
faccio una domanda a tutti, ovvero, siccome questo progetto si chiama A come, puntini puntini, io chiedo ai miei ospiti, in base a questa chiacchierata, a ciò di cui abbiamo parlato, o di come ti senti oggi in generale, ti devo chiedere di dare un titolo a questo episodio con A come, una parola con la A. A come? Guarda che ci sono 34 parole già dette e non dobbiamo replicare, c'ho l'elenco perché non me le ricordo. Sono sicuro. No, dimmi la tua però. Ne ho due. Ah, ne hai due? Sì. A come ambizione. Ok. O A come addirittura. Addirittura, beh, ambizione è già detto, addirittura no, perché addirittura? Addirittura? Sì. Ma come? Addirittura? Esatto. Spiegamela. Addirittura, perché sì, perché secondo me ha senso il fatto di non dare mai niente per scontato e dire addirittura questo. Ah, bello. Può essere una parola banale, ma secondo me è il modo, cioè il valore che si dà a quello che si dice anche. E quindi addirittura in un contesto può essere inutile o in un altro può essere una parola fondamentale. Addirittura. È come i poeti che scelgono le parole. Sì. Comunque può sembrare senza significato, ma sono intrinseche, sono intrise di valori, di emozioni, tutto quanto. Dipende tutto dal punto di vista. L'etimologia la sai di questa parola? No, di addirittura. Addirittura. Potrebbe essere legata alla direzione. Addirittura. Però quando lo dici con l'esclamativo è una parola, come dire, è un'enfasi che si dà alla frase, no? Wow, addirittura hai fatto questo. Beh, io ti dico, addirittura, cavolo, 21 anni, addirittura così finite scienze politiche, addirittura che hai studiato filosofia, addirittura che hai questo senso di responsabilità, o quando mi dici che aiuti i tuoi genitori, addirittura. Dai, secondo me è una cosa normale, cioè una cosa che dovremmo fare vabbè, tutti. per te è normale, Ciccio, ma non è normale. Cioè, tu, ragazzo di 21 anni che mi hai detto le cose di oggi, ti assicuro che non sei normale. Cioè, o meglio, dovresti essere normale nel mondo che hai delineato dal punto di vista anche filosofico. Non è normale perché siamo in una situazione un po' intossicata dal punto di vista social, intossicata dalla poca disponibilità all'empatia. Hai parlato di empatia tu all'inizio. Ti posso garantire che c'è poca empatia quando succede qualcosa di brutto a un tuo coetaneo o a un essere umano. Empatizziamo poco. Cioè, quanto scendiamo in piazza quando c'è un problema? Tu dirai, la piazza ora è social, non c'è più la piazza reale. Però ti faccio un esempio, hai parlato della Francia, che non sapevo fosse in questa situazione economica come l'hai delineata tu, ma ti posso garantire che quando in Francia c'è un problema, cavolo, se scendono in piazza e bloccano tutto. Quello è culturale comunque. È culturale, bravo, ma anche un senso di coesione forte. Sì. E sono soprattutto capaci di dire no, questa cosa non mi va bene, a me e a tutto il gruppo. Quello che io mi auspico che succeda in America, che succeda in America adesso, che veramente non solo gli extracomunitari, volevo dire gli immigrati, cioè non sono extracomunitari, gli immigrati scendano in piazza, ma scendano in piazza i cittadini normali, perché sono loro che devono in qualche maniera stigmatizzare questa situazione che è veramente pazzesca. È surreale. È surreale proprio. Sì, sono d'accordo. Comunque in Francia ragionano io e tu contro il problema, Sì. In Italia è io ho un problema Contro te. Sono affari tuoi, no? Sì. Tu hai un problema? Cavoli tuoi. L'unica persona che conosco che è sceso in piazza a protestare è mio fratello. Ma dai. Ti giuro, non conosco altri ragazzi della mia età che sono andati Quando è sceso in piazza tuo fratello? per la questione palestinese qualche mese fa. Ah, sì, Ed è andato pure ad Assisi, tra l'altro. Cavolo. L'unico che conosco che è andato a protestare. L'unico che conosci, cioè fra tutti i tuoi amici, Esatto. conoscenze, nessuno. Si ha un po' di timore a fare... No, più che altro no, timore, paura, no, Sì, è sì, ha menefreghismo secondo me, più che paura. Che paura devi avere a scendere in piazza? Magari il fatto di essere da solo, Ah, il fatto di non essere sicuro di essere ascoltato, oppure... o l'inutilità, tu dici, quindi, Sì, comunque... che non serve a nulla. Di base anche la partecipazione politica, come dire, che senso ha votare per questo? Il mio voto è insignificante. E infatti ci sono il 35-40% di astensioni, Esatto, che spostano l'ago della bilancia in una maggioranza che non è maggioranza. esatto. Cioè se tu togli 40 rimane 60, se vinci con 31
non è maggioranza, è 31%. Sono d'accordo. Ti renditi conto che poi non è mai 31, neanche 20 o 15 con le coalizioni, cioè questa è follia. Ci siamo governati da un partito che c'è il 15-17% come si dice, di consenso. Esatto. È follia. E questo 40 vincerebbe le elezioni così, per dire, se si creasse ovviamente un'alternativa, come dire, credibile. Deve essere semplicemente qualcuno di umano. Se Qualcuno direbbe umano. di umano, è bello. Guarda, il mio punto di riferimento a livello politico in questo momento è il presidente della Spagna, progressista, si chiama Sánchez. Sì? Fortissimo. Persona super aperta al dialogo, che la sua priorità è quella di cercare di creare una classe sociale uniforme che abbia la possibilità di avere adesione a tutta la maggior parte dei servizi pubblici. Infatti la maggior parte dei trasporti in determinate città sono gratuite, la sanità è a un buon livello rispetto a prima. Un po' come l'italiana? Sì, molto, molto meglio, sono superiori a noi in tutto, credo. Sono superiori a noi? Ci hanno superato, sì, assolutamente. Wow. Sì. C'è la Spagna che era in crisi un paio di anni fa. Esatto, infatti. La sta risollevando? Sì, poi un governo socialista, tra l'altro, manco a dire un governo magari un po' più sulla destra che dà come priorità l'economia, no? Sì. Infatti sono davvero super contento, anche perché si cerca di dare valore sia ai diritti umani che a questioni più magari economiche. economiche. Esatto, comunque la sanità. La sanità È l'unico paese che non ha aderito al 2% del PIL per la guerra, come ha chiesto Trump. Ma quella è follia. Senti, mi viene in mente il sindaco di New York, ti piace? Tantissimo, Moldani. Ma dico, lui come si sta ponendo rispetto a Licia? Allora, lui è super contrario, perché comunque è un movimento discriminatorio, l'ICE, comunque, per quanto lo vogliamo mettere, e anche per quanto riguarda i rapimenti. È contrario ai metodi che vengono usati, perché comunque sì, l'immigrazione illegale è un problema, però ci sono gli strumenti e i metodi per risolverlo. O anche l'integrazione, comunque, potrebbe essere una risposta. Ma dico, lui sta facendo qualcosa contro Licia oppure non può fare nulla, perché è una decisione federale, diciamo. Lui può prendere decisioni per quanto riguarda. Lui può prendere decisioni per quanto riguarda la sua contea o per quanto riguarda la sua città, che è New York. Ok? E comunque lui sta cercando di dare più priorità alla polizia che all'ICE. Infatti ci sono stati in cui è un problema rispetto più a un altro. Diciamo che tipo in Minnesota è il caso peggiore, in cui ci sono stati. E come mai si è creato in Minnesota? Era più favorevole all'ingresso? Cioè è una popolazione più arrabbiata nei confronti dell'immigrazione, oppure è un caso che secondo me è semplicemente un caso. Ci sono quegli stati, per esempio, come lo Utah, l'Alabama, per esempio, sì, che sono un po' più razzisti. In cui è intrinseco il sentimento quello più nazionalista, come invece città in cui è cosmopolite, più aperte, come New York, dove New York infatti sia il sindaco che forse 1,5 milioni di abitanti sono scesi a protestare nell'arco di una settimana. È tanto, e questo comunque non ci viene fatto vedere. Questa è una cosa incredibile, che nei telegiornali non si fa vedere che migliaia e migliaia di persone a New York scendono a protestare. Anche quello potrebbe essere un messaggio, non lo so. Bene, io guarda, mi sa che se ti va ti contatto quando ho problemi di informazione o di visione, perché mi hai dato dei quadri che manco conoscevo, e preferisco parlare con te che cercarmeli sui social. Mi fido di più. E ti ringrazio per questa chiacchierata. È stato molto piacere. No, ma molto piacevole. E chissà, magari facciamo che fra un po' di tempo io ti richiamo, facciamo una seconda puntata, magari quando ti laurei, prima di partire. Ok. Ti becco prima di partire. Grazie. Grazie. Ciao a tutti. Grazie Brezat. Grazie a te. E grazie a voi. Ciao. He's just a snake in the grass.